Guardando poi i giornali di oggi, sia il Gazzettino che Nuova Venezia, a parte come al solito riprendono le notizie di Chioggia Azzurra, ci mancherebbe altro, tra l'altro c'è chi ci cita, vedi il Gazzettino in cui ha riportato alcune notizie nostre e cita Chioggia Azzurra, e noi citiamo sia il Gazzettino che la Nuova Venezia in quanto c'è l'intesa per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Voi sapete che ne abbiamo parlato più volte, è un percorso, non ci stancheremo mai di ricordarlo, perché chi fa bene per la città bisogna dirlo, bisogna sottolinearlo. Mi riferisco all'ex vice sindaco dell'amministrazione Ferro, Marco Veronese, che è stato un ottimo vice sindaco, adesso è in consiglio comunale, è nel gruppo misto perché ha mollato anche lui i 5 Stelle, perché ormai i 5 Stelle sono praticamente in caduta libera, c'è anche qua sul giornale, ma lasciamo perdere, un'altra situazione nel Friuli. Voglio parlare appunto della caserma, e Marco Veronese è riuscito a convincere all'unanimità tutto il Consiglio Comunale, che ha votato la cessione al Ministero degli Interni di quella parte, di quella struttura, la barca, che l'avevamo fatto noi ancora con Guarnieri, che sono stati milioni buttati via, e per fortuna verrà ristrutturata come caserma. Il passaggio è stato fatto prima con la cessione, con l'atto notarile del Comune al Ministero degli Interni, e dai giornali di oggi, Gazzettino Nuova Venezia, evidentemente è arrivato un comunicato in cui praticamente il Ministero degli Interni ha dato l'incarico alla città metropolitana di preparare l'iter, quindi progetto e la realizzazione di questa caserma. È stato stanziato 4.733.000 euro in pratica. È un'ottima cosa perché la caserma di Via Cabotto è, oltre ad essere fatiscente, perché ormai è fatiscente, ha oltre 50 anni, è collocata in una posizione che non va bene per l'attività del nostro comune. Invece in quella posizione, vicino all'ospedale, c'è il canale della Fossetta, quindi la barca proprio vicina, come è anche qui in Canale Lombardo, ma lì c'è la rotatoria, e quindi i Vigili del Fuoco possono accedere agevolmente molto di più che da Riviera Cabotto. Ricordiamo che là c'è anche la Marchetti, e purtroppo molto spesso la riva è impegnata di macchine dei genitori quando portano i bambini a scuola, che puntualmente lasciano le macchine davanti alla caserma, quindi se c'è l'emergenza, ecco, quindi è una cosa assolutamente bella. Vorrei anche ricordarvi, tanto per fare un esempio, che sono passati oltre 2 anni semplicemente per fare le carte, non sono ancora iniziati i lavori. Quando inizieranno i lavori, e tra l'altro parliamo di 4.733.000 euro, quindi una cifra molto importante, quindi per dire che le opere pubbliche, prima l'iter è lunghissimo, quindi onestamente fa specie, buongiorno, quelle persone che dicono cose onestamente che fanno un po' sorridere, tipo sulla Romea, ma non voglio essere troppo cattivo verso chi ha delle idee, ci mancherebbe altro, ma voglio dire, per fare questa cosa siamo già fermi da 2 anni e chissà quanto tempo ci vorrà ancora, avendo stanziato i soldi, avendo fatto già tutto il percorso. Pensate a altre situazioni semplicemente per fare una rotatoria. Il ponte delle Trezze a Valli, che è chiuso da 4 anni, 18 metri, ci hanno messo 4 anni e non hanno ancora iniziato i lavori. Ecco, comunque, concludendo e parlando della caserma, bene. Vi invitiamo sempre a leggere i giornali, magari a comprarne qualcuno, e per il momento è tutto e passiamo alle altre notizie.
Ce lo hanno riferito alcuni imprenditori impegnati nel balneare. Il sabato e la domenica la spiaggia non è sufficiente per accontentare tutti, ma durante il resto della settimana la richiesta fino ad ora langue. Lo abbiamo letto su un quotidiano online riguardo la costa adriatica in genere. Quest'anno, ha riportato il Corriere Adriatico a metà luglio, la stagione balneare sul litorale pesarese non sembra decollare. Ma qui, se la paura della balneabilità delle acque a causa dell'alluvione romagnolo può essere un motivo peculiare, le altre motivazioni sembrano essere comuni a tutte le spiagge dei litorali della costa veneta e adriatica. Il fattore meteo ha la sua influenza, ondate di caldo, grandi maltempi, l'alto tasso di umidità sono fattori che hanno fatto preferire il fresco del condizionatore, ma quello che accomuna è la poca affluenza durante i giorni feriali. Oltre al meteo, ad aver fatto la differenza rispetto alla situazione degli anni passati, fino ad ora è stata la minore capacità di spesa delle famiglie, che ha portato a un turismo mordi e fuggi da pendolare e non a fare la vacanza, con un sbilanciamento delle presenze solo nel weekend. Oggi è il 1 agosto ed il tempo questa mattina non era spettacolare, ma sembravano tristi le spiagge dove ci siamo affacciati, i parcheggi che avevano molti posti liberi e non c'era coda per raggiungere le nostre spiagge. Il mese di agosto, ora, in questo particolare anno, diventa quindi fondamentale per le spiagge. Dunque, purtroppo continuano i travagli di Arriva Veneto, che tra l'altro ci sono difficoltà e ritardi perché ci sono dei cantieri sulla strada stradale Romea. Le linee che oggi sono saltate, su quelle sono saltate sono quella linea 80 che da Borgo San Giovanni va a Venezia del 16:23, poi c'è la linea 85 sottomarina aeroporto del 16:20 e quella salterà pure quella, la linea 85 aeroporto sottomarina delle 18:10 salta pure questa, e la linea 85 la corsa delle 17:10 aeroporto sottomarina non transiterà per la nave di Vero praticamente. Ecco, detto questo, c'è anche un comunicato del consigliere regionale Jonathan Montanariello. Leggo solo una parte, poi nel testo vi allegheremo il comunicato completo. Rinnovo il mio sollecito al prefetto di Venezia. Le segnalazioni che mi giungono attraverso la mail che ho istituito sono diventate ormai un dossier completo di tutti i disagi e le incredibili manchevolezze lungo le linee di trasporto tra Chioggia e Venezia gestite da Arriva Veneto. Ecco, allora, premesso che effettivamente la situazione sta diventando veramente sempre più critica, tanti hanno dovuto, oltre ai veri disagi, prendersi permessi di lavoro, che poi non è che un dipendente può prendersi quanti permessi di lavoro che vuole. Insomma, ci sono tante difficoltà. Da quel che possiamo dire da fonti non ufficiali è che l'azienda, credo da pochi giorni, a fronte appunto di tante difficoltà nell'ambito appunto dei suoi autisti, ha deciso di rivedere il contratto di lavoro con un rialzo delle buste paghe, e quindi questo qui dovrebbe essere una situazione che andrà un po' alla volta, diciamo, si spera a migliorare. Ovviamente poi la provincia di Venezia, la città metropolitana deciderà cosa fare, cosa non fare, ci mancherebbe altro. Altra difficoltà che c'è, che è una specie di collo di bottiglia, è che dicono, ci riferiscono, ripeto in maniera non ufficiale, che Arriva Veneto ha un certo numero di autisti pronti per fare l'esame, ma evidentemente questo esame per i mezzi così grandi non c'è ogni settimana, ma si protraggono i tempi degli esami, quindi questo va a, diciamo, a mettere ancora in più difficoltà l'azienda. Per il momento è tutto. Se avremo ulteriori aggiornamenti sarà nostra cura ovviamente comunicarveli. Osteria Veneta, per gustare dell'ottima carne in un ambiente rilassante. Nuova gestione in via Brondolo 21. Prenota chiamando il 349 875 7579.
Cortegrande a Marina Vecchia un tempo aveva un valore, circondata da negozi, da ciccalecci, da un via vai che gravitava attorno al capitello. Ora è un parcheggio, barra, luogo di raccolta differenziata e il capitello si è trasformato in un bidone per i rifiuti da passeggio. Il degrado non dipende solo dalla poca attenzione che la comunità manifesta, ma dall'accettare come normale situazioni che altrimenti in altri luoghi, in altri momenti non sono accettabili. Il capitello, che tutto sommato non versa in pessime condizioni strutturali, avrebbe bisogno di una leggera manutenzione, è diventato non solo ricettacolo di pattume, ma parete su cui presumibilmente un privato ha deciso di poggiare le sue cose come ha fatto nella corte. È accettabile la vista che vi propongo ora nel filmato, un capitello antico soffocato da auto in sosta e da legna da ardere, usato per buttarci i rifiuti? Il capitello dei Netti è stato restaurato, ma c'è una persona che se ne prende cura, mantenendolo pulito, ordinato, facendolo diventare un punto da ammirare. Il capitello di Cortegrande e quello dei Berti sono allo sfascio e solo restaurarli non avrebbe senso, se dopo venissero lasciati nuovamente in balia dell'incuria. Servesi un restauro per entrambi, seppure più urgente per quello dei Berti, ma serve capire quale ricchezza nella tradizione popolare essi rappresentino e quanto sia importante preservarli giorno dopo giorno. Amare la nostra città non deve essere solo un motto lanciato dal sindaco Armelao, ma dovrebbe essere un mantra per ogni cittadino, per qualsiasi città egli abiti. Dobbiamo dare valore a ciò che ci è stato tramandato, dobbiamo curarcene e valorizzare il patrimonio storico, artistico o della tradizione locale. È ciò che ci differenzia da tutto il resto del mondo. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Allora, oggi è il 1 e è arrivato diciamo, l'obbligo per quanto riguarda i distributori carburanti dell'esposizione del famoso, io direi famigerato prezzo medio. Abbiamo fatto un giro per i vari distributori, non tutti, e tutti quanti hanno ottemperato, hanno messo i vari cartelli in un modo o in un altro. Chi sta aspettando il cartello, quello diciamo professionale, intanto ha messo i fogli di carta col prezzo medio, e chi invece è già provvisto eccetera. E abbiamo sentito qualcuno, molti non ne vogliono parlare, ma non parlo dei gestori, ma anche gli stessi clienti non vedono assolutamente questa cosa come chissà che vantaggio eccetera eccetera. Anzi è un modo per creare confusione, perché adesso ci sono 3 prezzi, praticamente c'è il prezzo servito, quindi quando uno va al distributore e il benzinaio gli fa il rifornimento, c'è il prezzo del self-serve e adesso c'è il prezzo medio. Cosa cambia? Francamente non si capisce, perché in realtà dove in un territorio dove chi va a fare carburante sa già qual è il distributore col prezzo più basso, va già al distributore. Chi invece fa un viaggio lungo cerca quello col prezzo più basso, ma alla fine praticamente se è costretto a fare rifornimento lo fa il primo che capita. In autostrada cosa deve fare, per dire? Questo in realtà crea tutta una serie di disagi ai gestori carburanti, innanzitutto perché purtroppo ci sono persone che hanno sempre la malizia che siano dei disonesti, quindi questa cosa crea sicuramente confusione, soprattutto agli stranieri, ce lo dicono in tanti questa cosa qui, praticamente tutti. E in più esiste l'applicazione che tu puoi benissimo vedere il distributore, quello che ha il prezzo più basso, quindi andare a imporre questa cosa ai gestori, tra l'altro con rischio di sanzioni molto pesanti, è un ulteriore aggravio delle attività, perché tra l'altro mi diceva uno dei distributori, uno dei gestori, che loro se chiude una settimana in ferie e c'è il self-serve aperto deve andare ogni giorno a modificare a seconda del prezzo medio che c'è. Certo, potrebbe mettere il cartellone, quello digitale collegato, che costa migliaia di euro, e insomma ecco, questa è la situazione, ve la proponiamo. Quindi oggi 1 agosto
entrata in vigore del prezzo medio, ma non ci sembra che sia stata una genialata del governo Meloni. Lo diciamo apertamente, perché se c'è da criticare noi critichiamo tutti quanti, non guardiamo i colori, non guardiamo in faccia a nessuno. Ecco, ci piacerebbe sapere nei commenti cosa ne pensate di questa cosa e se a vostro avviso è un metodo veramente per risparmiare e per non fare aumentare i costi del carburante. Sembra che un lepidottero sia la causa di una moria di palme anche in Veneto. Questa farfalla, grazie al clima mite che si manifesta anche durante l'inverno, riesce a prosperare. La Paesandisia arcon, comunemente conosciuta come tignola palma, è un lepidottero originario dell'America del Sud. Nel corso degli anni si è diffusa in varie regioni del mondo, causando danni significativi alle palme ornamentali e agli alberi tropicali. La tignola palma è considerata un parassita delle palme in quanto le sue larve si nutrono dei tessuti interni della pianta. Le femmine adulte depongono le uova sulla base delle foglie delle palme, preferibilmente su piante giovani e quindi più deboli. Dalle uova emergono le larve che scavano gallerie all'interno dei tessuti della pianta, nutrendosi del midollo e causando danni alle radici, al tronco e alle foglie. I danni causati possono essere gravi e in alcuni casi possono portare alla morte della pianta ospite. Servono quindi interventi mirati per l'eliminazione delle larve o interventi di prevenzione, non solo con prodotti chimici ma anche attraverso insetti che hanno come preda le larve del lepidottero. A Sottomarina negli ultimi anni hanno preso piede in maniera preponderante le palme, soppiantando alberi autoctoni, soprattutto nelle concessioni balneari. Per non rischiare di perdere il patrimonio arboreo che costituiscono a causa di una farfalla che è arrivata nelle città noi limitrofe, è bene prendere fin da subito adeguate informazioni e provvedimenti. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.